Il Tigullio dopo la crisi, segnali di ripartenza per le imprese e per la natalità dall'analisi dei dati socio-economici realizzata dalla CGIL. Turismo, servizi e manufatturiero i comparti su cui puntare. Avviare una comunità di sostegno per 15 ragazzi di Rapallo in difficoltà con l'inserimento scolastico e lavorativo. Al progetto stanno lavorando Comune e Padri Sommaschi. Un pool di esperti per affiancare il Comune di Rapallo nella fase di ricostruzione post-mareggiata, presentati nel corso del Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione. Il progetto di messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari pronto a partire, ma una norma ministeriale di fatto blocca la ricostruzione dei 3 ponti alla foce. Lo stato di impasse è difficile da superare. Adottato il piano triennale delle opere pubbliche di Lavagna, fra le priorità di spesa la sistemazione dei torrenti e gli interventi sulle scuole. Fondi per la diga di Portobello a Seste Levante, già stanziati 150.000 euro, dice il sindaco, persi 10 anni, replica l'opposizione. Arrivati a Portofino i moduli per la realizzazione della passerella pedonale. Intanto i vigili del fuoco hanno documentato i gravi danni che a causa della mareggiata hanno subito anche i fondali. Tutti pazzi per il dodgeball, la versione della palla avvelenata giocata 6 contro 6. In campo a Santa Margherita Ligure anche i campioni italiani di Ravenna. Chiavari chiede alla Regione di far partire il liceo linguistico introdotto nel piano dell'offerta formativa della città metropolitana, è stato messo in forse dalla Giunta Toti. Mezzanego, accettata la candidatura per ottenere dal Ministero dell'Agricoltura il riconoscimento di paesaggio rurale tutelato per i suoi noccioleti, a breve la costituzione del comitato promotore. Firmata la convenzione tra Regione Liguria e Comune di Santa Margherita Ligure per la redazione del progetto esecutivo per lo scolmatore tra i torrenti San Siro e Magistrato. ATP svecchia il parco mezzi, presentati a Rapallo 6 nuovi autobus che saranno usati nelle linee urbane del Tigullio. E a gennaio partiranno gli interventi sull'argine dell'Entella a Rivarola di Carasco. Il primo lotto consentirà di ripristinare circa 100 metri di pista ciclabile con un finanziamento regionale di 280.000 euro. Scattata la gara di solidarietà nei negozi e nei supermercati aderenti alla colletta alimentare, centinaia di volontari anche nel Tigullio per accogliere un gesto semplice ma di straordinaria importanza. Rifare Rapallo più bella di prima, l'obiettivo del Comune. Dopo la mareggiata, Ascom raccoglie le segnalazioni danni. Nella zona di San Michele di Pagana le attività colpite sono ancora tutte chiuse. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana. Il Tigullio sembra ripartire, questo almeno quello che dicono i dati raccolti dalla CGIL che ha messo in esame gli ultimi 10 anni e come sono cambiati i dati sia per quanto riguarda la natalità ma anche per le imprese. E poi parleremo nella giornata di lunedì del progetto che vede impegnato il Comune di Rapallo e l'Istituto dei Padri Sommaschi per far partire una comunità di sostegno per ragazzi in difficoltà con l'inserimento scolastico o lavorativo. Vediamo i servizi. Mantenere e sviluppare l'innovazione del tessuto manifatturiero presente nel territorio, rendere il territorio attrattivo per l'insediamento di nuove imprese, sviluppare un turismo non più legato troppo al sole e al mare. Abbiamo una potenzialità inespressa delle aree interne e del turismo sportivo outdoor che può far lavorare 12 mesi l'anno molte delle frazioni che sono più isolate. Partire dai buoni risultati del comparto manufatturiero e dal turismo, puntare su una maggiore integrazione tra la costa e l'entroterra, valorizzare le start-up tecnologiche e innovative. E da qui che passa il futuro del Levante Ligure e l'analisi socio-economica del Tigullio Golfo Paradiso tra il 2006 e il 2017, tracciata dalla CGIL, a descrivere un territorio che ha sia attraversato come il resto della regione una crisi profonda, ma da questa è uscita trasformata e tutto sommato meglio che nel resto della regione. La ripresa produttiva, occupazionale e anche in valore assoluto di redditi è stata lenta ma significativa, e questo anche se coesistono aree
non più di crisi generalizzata, ma di crisi settoriale o di crisi territoriale. La pubblicazione di quasi 100 pagine affronta diversi capitoli: demografia, lavoro, turismo, imprese, redditi e risorse. Di ciascuna sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza che sono stati illustrati nel corso di un convegno che si è svolto alla Società Economica di Chiavari. Tra i dati più significativi e portatori di speranza, quello demografico, fortemente correlato con quello del lavoro, con realtà come Casarza Ligure, Cogorno, Cicagna, dove cresce il tasso di natalità. Il dato anche demografico ce lo insegna, pur in un calo generalizzato e in un trend di invecchiamento della popolazione, che è un dato che riguarda non solo questo territorio ma tutta la provincia e tutta la regione, abbiamo invece diversi comuni dove si è invertita la tendenza, e non è un caso che le aree più dinamiche sono quelle dove c'è più opportunità di lavoro. Dare un sostegno ai ragazzi in difficoltà di Rapallo è l'obiettivo sul quale stanno lavorando in questo periodo Padri Somaschi e Comune. Ad oggi l'Istituto Emiliani ospita 15 giovani provenienti da Genova e dalla Toscana. Ospitati nella struttura seguono un progetto di inserimento scolastico e per alcuni di età superiore ai 18 anni di avviamento al lavoro, ad esempio nei campi dell'agricoltura e del turismo. Ora, sollecitati dall'amministrazione comunale, i padri stanno cercando di ampliare il numero dei ragazzi per dare una risposta a chi vive a Rapallo, che hanno una necessità molto forte di essere aiutati, sostenuti e soprattutto guidati da educatori, da professionisti. Perché adesso c'è già un punto di riferimento, ma per quanti ragazzi? Per una comunità di minori già esiste, che ha la presenza una quindicina, 15 ragazzi, e che quindi già dà una risposta, però non è sufficiente. Che necessità ci sono allora per portare avanti questa idea? Abbiamo necessità soprattutto di giovani motivati, di persone che siano capaci di non solo fare delle cose ma avere uno spirito dentro, ed è quello che noi cerchiamo di realizzare come credenti, come cristiani, come religiosi, che cerchiamo di portare avanti con molta fatica, con i tempi che corrono e con le difficoltà sociali, politiche che oggi si incontrano. Facciamo un appello allora ai rapallesi, perché voi per portare avanti questa idea avete bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di una struttura abbastanza grande, logicamente non da acquistare ma da affittare, per poter ospitare questa comunità. L'idea è di passare da 15 a? Di passare da 15 a raddoppiare. Restiamo a Rapallo, si parla della mareggiata, degli interventi da effettuare per ripristinare la situazione. Di questo si è discusso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, nel quale sono stati presentati anche alcuni esperti che affiancheranno l'amministrazione in questo percorso. E poi a Chiavari una fase di impasse per il progetto di rifacimento dei ponti alla foce del torrente Rupinaro. Una norma ministeriale mette in difficoltà l'amministrazione nel portare avanti questo progetto. Vediamo di che cosa si tratta nei prossimi servizi. Un pool di esperti per gestire la delicata fase di messa in sicurezza, ricostruzione e valorizzazione della città. È la carta che ha deciso di giocare l'amministrazione comunale di Rapallo a 3 settimane dalla mareggiata che ha distrutto il lungomare, affondato più di 200 barche e danneggiato le attività commerciali. Ora il problema è districarsi nella matassa burocratica, legislativa e contabile. Per questo il professor Sergio Carbone, l'avvocato Luigi Cocchi e l'ingegnere Pietro Misurale hanno preso parte al Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione per fare il punto della situazione. 4 gli ordini del giorno approvati alla fine della discussione. C'è stata una condivisione da parte di tutte le forze politiche con l'approvazione di 4 ordini del giorno. Il primo e per i primi 2 presentati al capogruppo del Partito Democratico, in particolare il primo a sostegno soprattutto dei pescatori, degli operatori, e poi il secondo sul San Francesco per raccomandare al sindaco, alla giunta al più presto il riavvio dei lavori che sono fondamentali per la messa in sicurezza e anche per le ricadute sulla viabilità della nostra città. Il terzo presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Federico Solari, tendente a chiedere una rendicontazione di tutti i danni che purtroppo
abbiamo dovuto registrare a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre, e infine l'ordine del giorno dei capigruppo di maggioranza volto a promuovere quanto prima un incontro ufficiale con il porto Carlo Riva per individuare il percorso per la ricostruzione del porto e anche individuare di concerto con i legali tutti i percorsi necessari per il giusto, doveroso risarcimento al comune e ai privati di tutti i danni che sono occorsi. A che punto è questo progetto? Allora, il progetto che è un progetto cofinanziato Stato, Regione, Comune e riguarda tutto il tratto del Rupinaro e fra questo comprende anche il rifacimento di 3 ponti. Ora, sul rifacimento specifico dei ponti siamo in questo momento fermi per via del fatto che è uscito da poco dal Ministero dei Lavori Pubblici una normativa sul franco che bisogna rispettare, che di fatto l'ha portato da circa 50 cm a 1,5 m. Ovviamente questo ci sta portando delle grosse difficoltà, perché il Rupinaro passa in mezzo alle case e 1,5 m rispetto all'attuale livello ovviamente diventa in alcuni casi proprio non fattibile. Quindi stiamo lavorando con Regione Liguria e col Ministero per capire se esiste una soluzione che ci permetta ovviamente di rispettare il territorio, ma di poter attivare queste progettazioni che per noi sono già alla fase pre-esecutiva e quindi diciamo che noi saremo pronti per chiudere e per poter appaltare. Saresti in grado di partire, diciamo? Assolutamente saremo in grado a brevissimo tempo di partire, ovviamente a step successivi perché i ponti, l'abbattere e creare un ponte crea problemi di viabilità importanti, ma riusciremo a breve a fare il primo, il secondo e poi sino all'ultimo in modo da garantire a questo torrente una sua dignità che non vada a intaccare ogni volta che c'è un momento particolarmente straordinario la vita dei cittadini chiavaresi. Per la politica amministrativa andiamo a Lavagna, è stato presentato il piano delle opere pubbliche annuale e triennale. Il Comune, guidato dalla Commissione Prefittizia, punta sulla messa in sicurezza dei torrenti e delle scuole. E poi, sempre in merito alla mareggiata, a Seste Levante si è riunito un Consiglio Comunale che ha discusso sui danni subiti dal litorale. Vediamo. Nel programma triennale delle opere pubbliche di Lavagna, adottato dalla commissione che amministra il comune, c'è una particolare attenzione destinata all'ambiente. Rischio idrogeologico, torrenti e zona costiera sono fra le priorità di spesa per il 2019. C'è la messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella, crollato nell'alluvione del 2014. Completate le indagini geologiche, ora si passa alla progettazione alla gara d'appalto. L'intervento è spalmato sui 3 anni, dal 2019 al 2021, e comporta una spesa di 650.000 euro. Ma c'è anche la messa in sicurezza dei torrenti che solcano il territorio comunale. Il Rezza, per cui verrà avviato il secondo lotto di interventi per un importo di 2 milioni di euro, il Barassi, su cui verrà redatto il progetto definitivo che consentirà anche la messa in sicurezza di Caviborgo, e il Fravega, dove negli anni scorsi è già stata sistemata la copertura e sul quale ora si prevede di spendere altri 2 milioni di euro. Poco meno di 2 milioni di euro fra il 2019 e il 2020 è la previsione di spesa per la sistemazione del litorale. Attenzione anche agli edifici pubblici. In particolare continua l'opera capillare di adeguamento degli impianti delle scuole cittadine. Nel corso del 2019 verranno impiegati 300.000 euro per l'adeguamento dell'impianto antincendio della scuola media Dognocchi, un intervento che si inserisce nel più ampio quadro della sistemazione degli impianti che sta interessando la materna di Corso Colombo, la Vassalle di Cavi, l'elementare Riboli e appunto la media Dognocchi. In previsione per il prossimo anno altri 200.000 euro di spesa per gli impianti degli altri edifici pubblici comunali. Ancora in attesa del nulla osta da parte della Regione viene confermata la realizzazione della rotatoria all'uscita del casello A12 di Via Moggia. Qui la spesa di 380.000 euro verrà in parte coperta da un finanziamento regionale.
Uno stanziamento di fondi per riprogettare e ricostruire la diga di Portobello. Lo chiederà questa sera la minoranza di Sesti Levante nel Consiglio chiesto appositamente per discutere dei danni della mareggiata. Daremo il nostro contributo per la ricerca dei fondi, che siano regionali o nazionali, vedremo quale sarà la strada. Potrebbe esserci anche, visto che ci sono dei pescatori che hanno degli ormeggi, non so se c'è una strada per prendere i soldi del FEAMP, si potrebbe provare anche quella. Il sindaco spiega che la questione fondi è delicata e il provvedimento di protezione civile non ha tenuto conto della richiesta di trattenere parte dell'IMU e ha escluso le opere di difesa mare. Siamo in attesa di un secondo provvedimento che il governo dovrebbe emanare specifico per le regioni che sono state colpite nelle difese a mare. Ovviamente occorre capire come si evolverà questa partita prima di reperire tutte le risorse utili per poter intervenire completamente. Intanto, aggiunge la Ghio, 150.000 euro sono già stati spostati sulla diga di Portobello, mentre servirà l'aiuto degli enti superiori per ottenere i fondi necessari a coprire tutti i danni. Sulla questione però Benedetti replica che il problema si sta trascinando da diverso tempo. Nel 2009 mi sembra che un circolo, qua il Circolo Portobello, si era riunito con gli assessori che gli avevano garantito di cercare i fondi regionali. Sono passati quasi 10 anni, non è stata messa una pietra sulla diga. Il Consiglio Comunale sarà anche l'occasione per dibattere sulle soluzioni sulle quali ragionare per ripartire dopo la mareggiata di ottobre. Intanto il Comune ha già iniziato i primi interventi di somma urgenza, come il consolidamento della strada di Renà. Ora stiamo procedendo per riprofilare la riprofilatura del fronte mare, che appunto ha avuto proprio uno scollamento, una parte, l'ultima parte del fronte mare si è staccato, il mare l'ha staccato. Pensiamo creare una sorta di scogliera degradante che metta in sicurezza l'area e crei una protezione rispetto alle onde. Da Sesti Levante andiamo a Portofino, si sta lavorando per ricollegare almeno pedonalmente il borgo isolato dopo la mareggiata. Sono arrivati i moduli per la realizzazione della passerella. Parleremo di questo ma anche di sport con il torneo di dodgeball che si è svolto a Santa Margherita Ligure. Vediamo. Un paesaggio lunare è quello che hanno potuto documentare con le loro immersioni i vigili del fuoco, impegnati in una serie di esercitazioni e di addestramento sul fondale davanti al promontorio di Portofino. Tutto quello che si trovava sul fondo dai 10 metri di profondità fino alla superficie è stato spazzato via dalla furia del mare nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre. La violenza delle onde ha estirpato ogni forma di vegetazione, via i molluschi, via le alghe. Nel corso della perlustrazione sono stati rinvenuti persino i resti di una porzione della ringhiera del faro, che 30 metri lassù in alto domina lo specchio di mare. Le onde sono arrivate fin lassù. Se ci vorrà del tempo affinché la natura riporti tutto a come era prima, non si ferma invece il lavoro per cercare di ricollegare il borgo di Portofino, ad oggi di fatto un'isola, con la terraferma. Lungo quello che resta della provinciale 227 distrutta dalla mareggiata continuano ad operare le ruspe e gli operai della città metropolitana di Genova per realizzare la passerella che si spera entro Natale possa ripristinare almeno il collegamento pedonale con la piazzetta. Sono arrivati i moduli che, alti circa 1,5 metri sopra il livello della strada, proveranno ad aggirare le voragini. A dare la notizia al sindaco Matteo Viacava, che ieri insieme alla sua giunta ha incontrato i commercianti del borgo per dare una prospettiva di medio e lungo termine. Portofino è una comunità che si unisce e si aiuta nelle difficoltà. Portofino però è anche una grande azienda a cielo aperto e non possiamo permettere alle 2000 famiglie che vivono nel borgo di perdere anche un solo posto di lavoro. Questo è il commento del sindaco. L'obiettivo dell'amministrazione, condiviso anche da Regione Liguria e Città Metropolitana, meteo permettendo, è quello di riaprire la strada carrabile entro Pasqua. Una cosa è certa, conferma Viacava, Portofino sarà pronta per marzo, anzi già per le festività natalizie saremo in grado di accogliere turisti e visitatori. Sono in programma diversi eventi, Portofino non deve essere abbandonata dai suoi commercianti. E per chi non vuole abbandonare Portofino già ora, per chi vuole in modo concreto dare un sostegno al borgo, può da oggi farlo effettuando un versamento sul conto corrente bancario aperto dal Comune per questo scopo. Riapriamo Portofino. Quali sono le regole del dodgeball? È quella che, diciamo, si è sempre chiamata palla avvelenata, che però dopo un film di successo di Ben Stiller chiamiamo anche noi dodgeball. È un'attività che negli Stati Uniti insegnano anche nelle scuole
E noi, facendo questo torneo un po' per gioco 4 anni fa, abbiamo scoperto che anche in Italia c'è comunque un campionato, una nazionale, e è già la seconda volta che questi ragazzi, che sono stati anche campioni credo italiani, che sono quelli di Ravenna e Ravenna Diablos, vengono qui a spiegare a noi come funziona. Comunque a grandi linee si tratta di giocare 6 contro 6 e prendersi a pallonate, cercando di eliminarsi colpendo il corpo dell'avversario. Quindi una giornata a Santa Margherita di divertimento, ma con un risvolto di solidarietà. Quest'anno avete voluto dare questa connotazione? Sì, certo, perché visti i fatti recentemente accaduti sia qui sul nostro territorio sia nella vicina Genova col discorso del ponte, abbiamo voluto dedicare questa giornata quest'anno al ricordo di uno dei caduti del ponte di Genova, che è un ragazzo che si chiama Henry Diaz, e abbiamo voluto in questo modo anche ricordare un attimino questa tragedia che ci ha colpito da vicino. Voi di Ravenna siete fortissimi, siete stati addirittura al mondiale. Siamo stati al mondiale a Los Angeles, una bellissima esperienza, durata 2 settimane, 4 giorni di torneo, più di 400 minuti di partite, è stata praticamente una maratona, però siamo stati soddisfatti, dai. I campionati sono a livello nazionale? Campionati sì, siamo iscritti al campionato nazionale Dodgeball XAIN di Dodgeball Italy e attualmente siamo campioni in carica, speriamo di confermarci anche quest'anno, dai. È partita come una cosa tra amici, dopo ovviamente nasce la passione, l'agonismo cresce, quindi alla fine tutto quanto è stato istituzionalizzato molto meglio, ecco. Le squadre sono miste? Squadre sono miste, non è una regola, però per noi è una cosa che è abbastanza importante perché comunque ci permette di allargare il bacino e comunque i nostri ragazzi sanno far valere, quindi dai, insomma, la quota rosa è importante, ecco, per noi. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì. Parliamo di scuola con il Comune di Chiavari che chiede alla Regione di far partire il liceo linguistico. Istituto in memoria dei morti per la patria ha ricevuto dalla città metropolitana il via libera, ma la Regione ha messo in pausa il progetto. E poi, per quanto riguarda il recupero del territorio, Mezzanego ha superato la fase preliminare per quanto riguarda il riconoscimento del paesaggio dei suoi noccioleti come tutelato da parte del Ministero. A breve verrà formato il comitato promotore che porterà avanti questo meccanismo che prevede ovviamente dei finanziamenti. Vediamo di che cosa si tratta. È un'offerta formativa che la nostra città ha sempre fornito. Il liceo linguistico permette molti sbocchi di lavoro, soprattutto anche per chi vuole andare all'università, per cui riteniamo che la scelta che è stata fatta dall'Istituto Tecnico è una scelta eccellente anche dalla città metropolitana. Francamente non capisco questo cambio di rotta che ha preso la Regione Liguria. Non ci sta il Comune di Chiavari a veder morire sul nascere l'ipotesi del ritorno in città di un liceo linguistico. La novità contenuta nel piano dell'offerta formativa stabilito e approvato dal Consiglio della città metropolitana di Genova vedeva il corso di studi attivato tra quelli proposti dall'Istituto Scolastico in memoria dei morti per la patria e aveva già ottenuto un buon riscontro tra le famiglie del territorio della costa e dell'entroterra. La doccia fredda arriva da un parere espresso dalla Giunta regionale che non sarebbe d'accordo con l'avvio del nuovo corso di studi. Scelta che non condividiamo assolutamente come amministrazione comunale di Chiavari di bocciare il liceo linguistico all'Istituto Tecnico in memoria dei morti per la patria. Ho avuto numerose richieste di famiglie chiavaresi che non vogliono far andare i loro figli al liceo da Vigo di Rapallo Recco oppure al Deledda Genova, anzi alcuni vanno addirittura direttamente al Deledda. Questa è una scelta assurda, riteniamo. L'Istituto Tecnico in memoria dei morti della patria è un istituto storico, Chiavari ha sempre avuto le scuole superiori e inoltre il liceo linguistico da quando ha chiuso la scuola paritaria del Santa Marta manca nella nostra città. L'assessore Fiammetta Maggio all'istruzione ha preso già contatti con Roberto Cella, consigliere metropolitano, e con l'assessore Ilaria Cava regionale per vedere di riuscire a sistemare questa questione. Primo esame superato per la candidatura del territorio di Mezzanego e dei suoi noccioleti a paesaggio rurale di interesse storico. Con il progetto Terrazze a Noccioleto del Tigullio, il Comune punta adesso a ottenere il riconoscimento per l'iscrizione al registro nazionale istituito al Ministero delle Politiche Agricole. Dei 200 ettari totali, solo una ventina ad oggi sono stati recuperati e curati. Se Mezzanego dovesse ottenere questo riconoscimento, ci sarà la possibilità per il Comune di accedere ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale e dare così impulso all'azione di recupero messa in campo
campo in questi anni. Questo primo step è stato mandato giù un primo studio, grazie anche al Parco dell'Aveto e al GAL Verde Mare, che si è fatto promotore assistendo il Comune in questa procedura, che la Commissione del Ministero praticamente ha valutato ammissibile questo paesaggio, ed è un importante risultato da cui scaturirà nei prossimi mesi la costituzione di un comitato promotore fatto non solo da enti locali ma da associazioni presenti sul territorio per la candidatura definitiva e successivamente per l'ottenimento di questo riconoscimento. Intanto proprio il Misto Chiavari sarà il protagonista del fine settimana del Nocciola Day 2018, iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Città della Nocciola e giunta alla 7ª edizione. Gli eventi in programma inizieranno già domenica 2 dicembre a Mezzanego, per proseguire poi, sempre a Mezzanego e a Chiavari, il fine settimana dell'8 e 9 dicembre. E a ribadire l'importanza di questa filiera il riconoscimento da parte di Slow Food della comunità del cibo produttori di nocciola delle valli del Tiguglio. Persone che lavorano le nocciole delle autoctone, diciamo, del Misto Chiavari, e in più quelle un pochino più di nicchia, meno conosciute. Siamo riusciti a fare questa comunità per portare un pochino alla vista della gente che c'è ancora chi fa questo, che sono ottimi prodotti, meno conosciuti, però devono darci una mano per farli conoscere, per sentire la bontà e acquistare questo. Torniamo nel Tiguglio occidentale con diversi temi che sono stati affrontati nella giornata di sabato. La firma dello scolmatore per quanto riguarda la redazione del progetto di realizzazione di quest'opera a Santa Margherita Ligure. A Rapallo sono stati presentati 6 nuovi mezzi per quanto riguarda l'ATP, e poi per Carasco invece è finanziato il primo lotto per il ripristino dell'argine crollato nella zona di Rivarola. E infine si è svolta nella giornata di sabato la colletta alimentare. Vi raccontiamo tutto questo nei prossimi servizi. Quasi 2 chilometri e 400 metri di galleria per azzerare il rischio idrogeologico della città. Sarà questo il compito dello scolmatore di Santa Margherita Ligure. Attraversando l'abitato cittadino da dietro il campo sportivo fino a Punta Pedale, il tunnel sotterraneo intercetterà le acque dei torrenti San Siro e Magistrato per evitare che esondino durante un possibile evento alluvionale. Attualmente tutto l'abitato, compreso tra il campo e il lungomare, tra Piazza Vittorio Veneto e il Castello Cinquecentesco, è zona rossa. Grazie allo scolmatore il rischio idrogeologico sarà praticamente azzerato. La firma di questa mattina tra il sindaco e il presidente della regione dà l'avvio all'ultima fase della progettazione, quella esecutiva, che consentirà di appaltare e realizzare un'opera che Santa Margherita Ligure aspetta da molto tempo. Un risultato che mette in sicurezza il nostro territorio e lo fa grazie a un lavoro di squadra tra Comune di Santa Margherita Ligure e Regione Liguria. Questa progettazione è veramente il passaggio finale per poter poi realizzare quello che è un sogno: eliminare la zona rossa dalla piantina di Santa Margherita Ligure. Il progetto prevede la realizzazione di 2 opere di presa, una per ogni torrente, la prima dalle briglie del campo sportivo, la seconda nella zona dell'ecocentro. Il documento firmato attribuisce al Comune l'incarico di realizzare il progetto esecutivo, per la cui stesura la Regione ha messo a disposizione oltre 621.000 euro del Fondo Progettazioni contro il dissesto idrogeologico del Ministero dell'Ambiente. Una firma importante perché dà l'avvio all'ultima fase della progettazione, quella esecutiva, che ci consentirà di appaltare e realizzare un'opera che credo Santa Margherita aspetti da molti e molti decenni, che ci consente una sistemazione urbanistica in sicurezza di questo borgo fondamentale per il turismo della Regione Liguria e ovviamente per i suoi abitanti. È un percorso impegnativo su cui ci siamo spesi con l'amministrazione comunale fin dall'inizio, perché è un investimento di denaro molto importante, ma rientra in quella lotta al dissesto idrogeologico che credo deve essere la stella polare di tutte le amministrazioni del territorio. Un ATP che investe. Sì, un ATP che finalmente vede l'arrivo dei primi 6 autobus di quelli comprati attraverso gli ordinativi del 2018. Speriamo che i rimanenti arrivino a stretto giro, perché questo ci consentirà uno svecchiamento deciso del nostro parco mezzi e potremo finalmente aumentare in maniera determinante la qualità del servizio che siamo in grado di offrire al territorio metropolitano di Genova. Sono mezzi
mezzi francesi Heulier da 9,5 metri, verranno dedicati inizialmente alla linea Camogli, poi quando verrà ripristinata la strada per Portofino andranno sulla tratta Santa Margherita Portofino, 4 andranno lì, 2 andranno a Riva Trigoso, sono mezzi Euro 6 con la piattaforma per disabili e questo dimostra il fatto che l'azienda ha comunque intrapreso una strada verso la politica green indicata dagli enti sovraordinati, tant'è che abbiamo già ordinato 2 mezzi ibridi che andranno sulla tratta Riva Trigoso-Chiavari e stiamo pensando e stabilendo se ci saranno le risorse per dedicare anche un po' di attenzione all'elettrico e al metano, ovviamente stazioni di ricarica, stazioni di rifornimento permettendo, perché quello è un problema grosso che in passato non ci ha permesso appunto di indirizzarsi in maniera decisa verso una politica green, come dicevo. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è una situazione abbastanza stabile perché il fiume non ha fatto più danni dal 2011, no? Però è una situazione che si va a degradare col tempo. Noi al suo tempo abbiamo fatto un buon progetto di 550.000 euro sperando che ci venisse finanziato, siamo rimasti fuori da questo finanziamento, poi la Regione Liguria ha trovato dei soldi con le accise e ha stanziato 280.000 euro. Di cui 210.000 sono per la spesa corrente del lavoro del primo lotto che verrà fatto qui a breve, dovrà partire a gennaio, e poi dopo aver fatto questa prima parte c'è già il secondo lotto pronto e speriamo che ci venga finanziato. In questo primo lotto come interverrete? Interveniamo mettendo dei massi, partendo dalla base, facendo una bella base sotto il fiume, e di qui arriveremo a un'altezza minima che ci possa garantire di fare questi 100 metri che ci siamo prefissati nella prima parte del progetto. Nel corso degli anni il fiume ha continuato ad erodere questa parte di argine? Sì, ha continuato a erodere perché se si vede c'è una parte un po' più spigolosa che l'acqua la tende sempre a portare verso il versante del comune di Carasco, nella frazione di Rivarola. Con questa operazione qua andiamo a mettere in sicurezza questa parte qua che è molto delicata perché sopra ci sono parecchie case e così da dare un po' più serenità a chi ci vive. Quella è la pista ciclabile? Sì, la pista ciclabile che poi verrà fatta in un secondo tempo perché dobbiamo alzarla ancora una parte di argine. Gli interventi quando partiranno? Dovrebbero partire a gennaio, l'ufficio tecnico si sta attivando per fare la procedura di gara e appena poi sapremo chi sarà il vincitore verranno assegnati i lavori. È una bella cosa per voi, anche per voi. Grazie mille, grazie signora. Come sta andando? Allora, sta andando molto bene. La cosa bella è proprio vedere i ragazzi delle scuole che hanno dato con entusiasmo del loro tempo e anche con coraggio, no? Venire qui al sabato mattina e fare questo lavoro e soprattutto stare di fronte alle persone tutte quante che con libertà possono dire sì o no. E è proprio un'educazione, proprio per farli diventare grandi. Siete riusciti a coinvolgere dei giovanissimi? Sì, infatti abbiamo proposto, io sono un insegnante, io a titolo personale come volontaria del banco ho proposto e i genitori mi pare che abbiano proprio accettato con entusiasmo il fatto di far venire i loro figli qua perché si impara, perché in fondo uno impara ad essere più aperto e a pensare che il mondo non gira tutto attorno a te. Perché è importante questo gesto di solidarietà piccolo che viene richiesto? Piccolo, infatti non si salva il mondo, però aiuta a crescere e soprattutto a far vedere proprio alle persone che proprio c'è un bene, c'è proprio un bene. È la vostra prima esperienza come volontari del Banco Alimentare? Sì, per me sì. Come sta andando? Bene. Come ti sembra? L'impatto con la gente com'è? Cioè, per me che sono timida parlare con loro è difficile. Però ci provo. Cioè. Conoscevi già questa giornata, questa esperienza? Sì, lo conoscevo ma non avevo mai fatto parte, cioè non ero mai andata in un gran supermercato per fare la colletta alimentare, questo è il primo anno e niente.
Ti piace come esperienza? Sì, è una grande esperienza che rifarei molto volentieri. Venite a fare la spesa non solo qua dove siamo noi a Carasco, ma in tutti i centri e in tutti i supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Siamo tanti e proprio contenti di fare questo gesto e di dare anche un po' del nostro tempo. Grazie. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio adesso è per il nostro approfondimento che si concentra questa settimana su Rapallo. Le zone più colpite sono quelle del lungomare ma anche di San Michele di Pagana. Abbiamo cercato di fare il punto vedendo anche quali gli interventi che si stanno mettendo in atto per far ritornare la situazione alla normalità. Di questo si occuperanno i prossimi servizi. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana, l'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Si lavora a San Michele di Pagana per mettere in sicurezza quello che la mareggiata epocale del 29 e 30 ottobre ha distrutto. La passeggiata a mare porta tutti i segni delle onde e ha ceduto su più punti. Le zone di Prelo e Trelo hanno danni ingenti e anche i fondali hanno bisogno di interventi urgenti. La parte centrale, dove si passeggia oggi al sole di novembre, è stata già completamente ripulita, ma i pontili hanno ceduto, così come le strutture su cui d'estate appoggiano le attività della zona. Qui al momento non è possibile riaprire. A Rapallo prosegue così la conta dei danni della mareggiata, con le attività commerciali che in alcuni casi sono andate completamente distrutte. Tutte le attività di San Michele hanno avuto danni sia strutturali alle verande esterne che ai macchinari. Nella zona della passeggiata diversi ristoranti, diversi bar, nella zona anche del lungomare verso la zona dei bagni, gli stabilimenti balneari non ce n'è più uno intero, e poi anche 2 attività a Zoagli e una marina di Bardi. Diciamo che un po' tutti i locali sulla costa hanno avuto problemi e i negozi sul porto, le attività sul porto che hanno subito degli allagamenti anche loro, che sono già riaperti loro, però essendo negozi propedeutici al porto gli manca proprio la clientela, quindi nonostante si siano rimboccati le maniche tutti e abbiano riaperto, nel porto in questo momento non riescono ancora a lavorare. Ora si lavora per ricostruire Rapallo e sono in tanti a chiedere all'amministrazione comunale di fare la città più bella di prima. Per quanto riguarda San Michele ci sarà da mettere mano a tutta la zona mare. Rapallo più bella noi la facciamo, abbiamo l'opportunità ad esempio di tutti i Deor che sono stati distrutti, che erano Deor, che erano degli anni 60, che magari le aziende avevano delle difficoltà a rifare. Questi è ovvio che dovranno essere ridisegnati in una maniera completamente diversa, e questo vuol dire tanto, perché voi immaginatevi San Michele di Pagana, noi facciamo una scommessa importante. San Michele di Pagana verrà rifatta da parte del comune, ma rifatta anche da parte dei privati che hanno subito dei danni, ma con uno stile diverso, perché noi non permetteremo di ripristinare quello che c'era prima, questo sì. Prosegue a Rapallo la maxi organizzazione per spostare le barche affondate e quelle spiaggiate a seguito della mareggiata di fine ottobre. La prossima settimana saranno portate via le imbarcazioni arenate in zona spiaggia dei Cavallini in orario notturno per non intralciare la viabilità. Da Rapallo andranno a Recco via Aurelia e poi sulla A12 verso i cantieri. Entro Natale via il 90% delle barche, è un'ipotesi plausibile? 90%, 80% in maniera credibile. Tempo permettendo, è un lavoro enorme. Pensate che sono state rimosse più di 170 imbarcazioni, giusto per parlare di 2 numeri. Certe imbarcazioni devono essere trasportate via mare con un'organizzazione molto particolare. Ogni barca ha una storia a sé. L'obiettivo della settimana prossima è quella, in un angolino della passeggiata mare, riuscire a rimuoverne, pensate, 7 in un colpo solo, in 7 giorni, facendo tutto un cronoprogramma anche per quanto riguarda poi la viabilità. Un lavoro H24, posso dire, da parte dell'amministrazione, non solo per rimuovere queste barche, ma per immaginare una città diversa. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto e convinto che riusciremo a dare delle risposte importanti per il periodo pasquale. Questo è l'obiettivo. Sempre per quanto riguarda il ripristino della passeggiata c'è il maxi cantiere per la posa delle tubature legate al nuovo depuratore che ad oggi si è dovuto fermare, ma che ad una prima indagine sembrerebbe non aver subito danni gravi. Adesso nei prossimi giorni partiranno anche le videoispezioni dei tubi già posati nuovi, ma direi che danni non ce ne sono stati. Adesso, appena finita la rimozione di queste barche, che il nostro obiettivo è farlo prima di Natale, ripeto, sempre condizioni meteo permettendo, ripartirà anche il lavoro del depuratore con tutte le tempistiche previste.
quindi potrebbe subire qualche leggero rallentamento rispetto alla tabella di marcia che vi eravate dati all'inizio? Direi di no, perché comunque era una previsione di sospensione del cantiere per le festività natalizie, quindi diciamo che recupereremo. Sul depuratore non dovrebbero esserci grossi ritardi.